Nell'ambito dell'operazione Mosaico portata avanti ieri dalla Questura di Agrigento in collaborazione con la polizia belga e la Questura di Palermo, che ha visto l'arresto di esponenti di spicco del clan favarese riconducibili a Antonio Bellavia, a Calogero Bellavia, a Calogero Ferraro, a Nicotra Carmelo, a Gerlando Russotto, a Carmelo Vardaro e Vitello Vincenzo, ci potrebbero essere significativi risvolti pure sull'inchiesta relativa alla scomparsa di Jessica Lattuca, ma ci vorranno almeno 30 giorni per sapere qualcosa in più sulle tracce ematiche rinvenute all'interno dell'abitazione del padre di Jessica Lattuca, ragazza scomparsa il 12 agosto del 2018 a Favara. Il reparto investigazioni scientifiche di Messina ha effettuato nelle scorse settimane, su disposizione della Procura di Agrigento, ulteriori accertamenti su una palazzina nel centro storico di Favara in via Leopardi. L'abitazione del padre di Jessica, ma nel periodo in oggetto, è stata nella disponibilità del fratello maggiore della ragazza, Enzo. L'unico indagato è Filippo Russotto, l'ex compagno di Jessica Lattuca, e il giallo potrebbe non essere distante dallo scenario che ha visto consumarsi sull'asse Favara-Belgio una faida tra due fazioni, un puzzle ricomposto dall'operazione Mosaico che ha visto ieri eseguita all'alba dai poliziotti della mobile di Agrigento insieme ai colleghi della polizia belga. Si chiude così il cerchio su uno dei due gruppi di fuoco che dal 2015 ha lasciato dietro di sé una scia di sangue fatta di 5 omicidi, 2 tentati omicidi e altri 2 attentati mai denunciati all'autorità giudiziaria. Ad arricchire il già colmo quadro giudiziario ci sono anche le dichiarazioni di 2 collaboratori di giustizia, il pentito di mafia Giuseppe 40 e il trafficante di droga Santiago. Parallelamente un'attività incessante di pedinamenti, intercettazioni, sequestri e monitoraggio da parte delle forze dell'ordine, che hanno così potuto ricostruire 5 anni di guerra tra clan. Pronto? Come? Aspetta, tonica, non è qui. Vabbè, ormai è un po' correttato, però va bene lo stesso, tu vuoi andare bene. In un momento mi sposti, perché ora poi ti spiego. A Camara sono a casa, aspettando che si spostano, che c'è il minchia, come minchia ti stava a spiegare queste cose. Tu preparati per nascere con quanto ti ha preso io. Vedete. Non c'avevo, perché la mattina comunque da me. Ecco, cosa Oh, stamattina non c'avevo. un buono. 8 gli arresti eseguiti, sono quasi tutti appartenenti al clan Bellavia, protagonista e antagonista al clan capeggiato da Maurizio Di Stefano. Gli indagati sono 18, fra i vari nominativi emergono quello del fratello di Jessica Lattuca Vincenzo, l'ex compagno di Jessica Russotto Filippo di Jessica Lattuca. È possibile, non è da escludere, che Jessica abbia anche fatto da corriere tra Favara e il Belgio, quindi la droga potrebbe portare alla verità.